Amnistia è stato di diritto nelle carceri italiane. Dopo il recente appello alle Camere del presidente Giorgio Napolitano e l'ultimatum della Corte europea di Strasburgo all'Italia, presidi dei radicali davanti agli istituti di pena veneti. Noi siamo andati a Vicenza. Non solo sovraffollamento nelle carceri venete, ma anche casi di maltrattamenti, se non addirittura violenze fisiche e condizioni igieniche precarie. A Padova, Verona e Vicenza in questi giorni presidi per non dimenticare la situazione delle carceri. Perché a quanto mi risulta i presidenti di Camera e Senato non hanno ancora convocato i capigruppo per calendarizzare questa cosa e mi sembra che un richiamo del Presidente della Repubblica non sia un richiamo qualsiasi. Situazioni denunciate recentemente dal Consiglio d'Europa e da molto tempo dai radicali che chiedono con 3 proposte di legge di istituire un garante per dare voce ai detenuti che dietro le sbarre sono alle volte vittime di una miscela esplosiva fatta di continue tensioni. La testimonianza di chi ha vissuto più di 10 anni dietro le sbarre e lì si è anche laureato. Quando parliamo del carcere è come se stiamo parlando di un feudo dove c'è un principe buono, a volte si vive bene, dove c'è principe cattivo si vive male.